Più o meno una cinquantina i cittadini ucraini che oggi si sono dati appuntamento in piazza San Vittore per chiedere un sostegno a tutti i paesi d'Europa e anche all'Italia contro la guerra. Tante le storie di sofferenza, persone che hanno viaggiato in condizioni anche estreme o che hanno avuto le bombe sopra la testa e che sono qui pensando ai mariti e ai padri rimasti nel loro paese. Tanti anche i messaggi di ringraziamento verso gli italiani che in tanti casi hanno messo a disposizione abitazioni private per accoglierli. L'associazione Anna Sofia, promotrice dell'evento, chiede alle istituzioni di attivarsi anche mettendo a disposizione alloggi pubblici o istituendo delle raccolte fondi. Ucraina!